Lotta a terrorismo, degrado e criminalità. In arrivo 80 nuovi agenti della polizia locale, pattuglie anche di notte, sorvegliata speciale la stazione dei treni. Rischio terrorismo, installate a Mestre le prime fioriere in cemento, resteranno anche dopo le festività natalizie. Il comandante della polizia locale: dobbiamo abituarci finché restano questi rischi. In un incidente stradale a Jesolo stamattina ha perso la vita una 77enne trevigiana, era in auto con il suo cagnolino, improvvisamente lo schianto contro un tir. Litorale veneto gravemente danneggiato dalle mareggiate, il caso arriva in Parlamento. A Jesolo operatori sconfortati, si attendono da anni interventi in difesa della spiaggia. La storia di un professore veneziano tornato dagli USA, ha aperto un'attività decidendo di dare lavoro solo e rigorosamente a veneziani del centro storico. Uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il bacino di San Marco, musei aperti e il tradizionale concerto della Fenice. Così Venezia festeggerà il Capodanno, gli eventi presentati oggi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri TG. La sicurezza in primo piano, lotta al terrorismo ma anche a degrado e criminalità. In arrivo a Venezia nuovi agenti di polizia locale con il compito di pattugliamento del territorio a piedi anche nelle ore notturne, specialmente l'area della stazione ferroviaria. Nel 2018 vedrà anche potenziato il sistema di illuminazione. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. La sicurezza è sempre stata ed è la priorità per la nostra amministrazione. Dopo la task force di 100 agenti in più di polizia locale, dei quali 70 assunti a tempo indeterminato nei mesi scorsi, in organico in arrivo altri complessivi 80 nuovi agenti, suddivisi in due gruppi di 40 vigili, i primi assunti con contratto di formazione a lavoro e i restanti in particolare con compiti di pattugliamento. Cominceremo già da questa settimana a prendere gli stagionali, perché la stagionalità a Venezia è sempre, quindi per almeno 10 mesi all'anno ci saranno in organico 40 stagionali in più, compreso un nuovo bando che partirà a fine anno. Oltre a questo assumeremo 40 nuove risorse a tempo indeterminato che si occuperanno prevalentemente di pattugliare il territorio della terraferma negli orari serali e notturni, su indicazione del sindaco dalle 7 di sera all'1. Ma non basta, già potenziato anche il parco macchine. Già stati proprio acquistati 13 nuove macchine di pattuglia, 13 Giuliette che insomma, saranno utili ai nuovi assunti per proprio aumentare la sicurezza. In totale 150 gli uomini in più che presideranno la sicurezza a Mestre e a Venezia, e non soltanto in questi periodi festivi. Lotta al terrorismo ma anche al degrado e allo spaccio, in particolare a Mestre nelle zone attorno alla stazione dei treni, così come richiesto a più voci dal gruppo Cittadini di Venezia nel famoso video anticriminalità con cui esasperati reclamavano pattuglie appiedate H24. 35 spacciatori sono stati tolti dalla città negli ultimi 3 mesi. Adesso ci sono altre importanti operazioni in corso, alcune ovviamente per riservatezza non possiamo comunicarle. C'è già un piano per il 2018 per implementare con fari e illuminazione tutte quelle zone dove insomma ci sia segnalata, diciamo, una poca percezione di sicurezza. Ed ancora in tema di sicurezza, perché con l'arrivo delle festività natalizie torna alto l'allarme terrorismo ma anche il pericolo di squilibrati e malintenzionati. Sentiamo. La tensione per forza è alta, perché non saremmo irresponsabili se non la mantenessimo alta. Garantire la sicurezza sempre ad ogni costo, repressione in mancanza di buonsenso, è la parola d'ordine, così il comandante della polizia locale veneziana. Se è il luogo dove si radunano le persone, noi dobbiamo prendere misure di sicurezza, non è solo centro di Mestre, ad esempio c'è la piazza Mercato a Marghera che ha esattamente le stesse problematiche. Anzi, c'è una strada che è un'infilata stupenda e quindi dobbiamo evitare che qualche matto barra quello che volete la prenda, tutto qua. Dopodiché bisogna anche avere la serenità di fare le cose, perché l'alternativa è non fare le cose.
mentre noi vogliamo fare le cose, vogliamo farle al meglio. Monitorare e presidiare con uomini e mezzi tutti i luoghi di ritrovo e non soltanto in concomitanza delle feste, mercati, piazze, stazioni, e non solo contro l'allarme terrorismo, ma anche a difesa delle donne dopo la terribile violenza di Asti. Sicuramente c'è un presidio, sicuramente c'è un'attenzione, sicuramente purtroppo le contingenze internazionali e nazionali ci obbligano a alcune di queste cose. Ed intanto a Mestre sono state installate le prime barriere antiterrorismo in cemento. Vediamo. Eccole le fioriere antiterrorismo posizionate a Mestre in tutta fretta nelle scorse ore, all'ingresso di Piazza Barche, lungo tutto il perimetro del centro storico verso Via Olivi, in questi giorni popolata dalle bancarelle delle festività. Ma non basta, fioriere posizionate anche all'ingresso di Piazza Ferretto da Via Manin, e così anche poco più in là, ai piedi della Torre dell'Orologio, e quindi in Piazzetta Municipio. Costo della sicurezza 30.000 euro. Si tratta di misure di prevenzione permanenti, con le barriere che resteranno infatti anche dopo le feste, visto il calendario fitto di eventi in città anche dopo il Natale, con i mercati stabili e il Carnevale. E se c'è chi mugugna e lamenta la mancanza di un abbellimento, i fiori, fanno sapere dal Comune, verranno piantati quanto prima, già dai prossimi giorni. E sulle eccezionali misure di sicurezza che avete visto che sono state adottate in terraferma a Mestre abbiamo chiesto il parere dei residenti. Sentite cosa ci hanno risposto oggi in Piazza Ferretto. Fioriere antiterrorismo, le avete viste? Sì. Cosa ne pensate? Sono necessarie, visti i tempi che corrono, mi sembra che sia utile. Non è detto che entrino con macchine, con cose del genere, ci sono anche schegge impazzite mi sembra, però insomma stiamo tranquilli, viviamo sereni e poi almeno hanno fatto qualcosa. Per me va bene, visto quello che succede in giro, meglio tutelarsi che piangere dopo, insomma. No, va bene, per me va bene, anche se dopo insomma costerà di più alla comunità, immagino, in termini di tasse e tutto il resto, però c'è troppo pericolo in giro, troppo. È un qualcosa che dà un po' di sicurezza, ecco. È valido. Ci vorrebbe anche qualche poliziotto che girasse qua in più, non solo le fioriere, ma anche qualche poliziotto. Ma forse bastano queste qua, perché allora bisognerebbe metterle dappertutto, bisognerebbe chiudersi in casa, insomma non è il caso. Non è giusto vivere barricati per andare fuori a passeggiare. Non abbiamo intenzione di chiudersi in casa, ma abbiamo tutta la voglia di uscire, capito? E quindi siamo contenti che facciano queste cose. È un deterrente, ma non lo vedo molto efficace. E cosa vedresti in alternativa? Oddio, non lo so, più vigilanza, più ronde, più controlli, eccetera. Ed ora la vicenda del crack delle Popolari Venete. In questo momento è in corso l'audizione dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin presso la commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche a Roma. I rapporti con le istituzioni sono sempre stati improntati alla massima trasparenza e disponibilità, perché questa era la filosofia del nostro CDA, ha detto Zonin in audizione poco fa, rispondendo al senatore Augello che gli chiedeva dei rapporti con Banca d'Italia e Consob. E alla domanda se avesse subito pressione da parte di Banca Italia per la fusione con l'altro istituto veneto, Zonin ha risposto: non c'è stata nessuna pressione da nessuno, in nessun modo, era un'idea del CDA e del sottoscritto di avviare un processo con Veneto Banca. Zonin ha confermato l'incontro del 27 dicembre del 2013 con il presidente di Veneto Banca Trinca in una mia azienda agricola in Friuli. Ha detto ed ha ribadito la validità di quella fusione che avrebbe creato un grande gruppo veneto, ma ha detto non c'era la volontà dall'altra parte.
E ancora circa l'esistenza di finanziamenti baciati, dice Zonin, io l'ho saputo il 7 maggio del 2015 dal capo ispettore BCE che mi ha convocato d'urgenza a Milano, ha concluso Zonin riferendo di averne subito chiesto conto telefonicamente al direttore generale. Naturalmente l'audizione è in corso, vi aggiorneremo ulteriormente nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali, ma ora andiamo sul litorale dove l'ultima devastante mareggiata è terminata soltanto ieri ed i danni sono davvero ingenti, tanto che il caso arriva in Parlamento. Intanto a Jesolo gli operatori sono sconfortati, si attendono da anni interventi a difesa della spiaggia, ma dicono cantieri ancora non se ne vedono. Sentiamo. Basta chiacchiere, cominciamo veramente a fare. Spiaggia di Jesolo nuovamente devastata dalle mareggiate, sabbia inghiottita dal mare e arenile che si assottiglia sempre di più. Danni al litorale veneto arrivati anche in Parlamento. Il deputato milanese Emanuele Cozzolino ha depositato sul tema un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente Galletti. I problemi si concentrano sempre sulla zona Pineta dove mancano i pontili. Quindi dicono che i pontili non siano il problema, la risoluzione dei problemi, però guarda caso tutto il resto di Jesolo non ha problemi, i problemi sono solo là. Purtroppo noi, almeno noi come Jesolo Turismo, il prossimo anno così come siamo probabilmente non potremo neanche aprire lo stabilimento e nello stesso stato in cui siamo noi immagino siano tutti gli altri operatori della zona Pineta. La spiaggia di Jesolo è il bene principale di Jesolo, se non abbiamo la spiaggia non andiamo da nessuna parte. Operatori all'attacco degli enti che dovrebbero intervenire dal comune alla regione fino al demanio. Si buttano via ogni anno una montagna di soldi perché non si ha il coraggio di affrontare definitivamente il problema e fare delle difese strutturali che non necessitano più poi di altri interventi. Sappiamo che c'è un progetto che dovrebbe oramai essere arrivato agli sgoccioli, essere esecutivo e che dovrebbe partire proprio dalla zona Pineta per fare dei pennelli a mare che in qualche maniera proteggano di più la spiaggia. Però il progetto che doveva partire quest'inverno ad oggi ancora non se ne sa nulla. Nel frattempo sono gli imprenditori a doversi rimboccare le maniche. Si spende veramente tanto ogni anno per buttare, nel vero senso della parola, buttare il denaro a mare. Ed ancora cronaca da Jesolo perché questa mattina in un incidente ha perso la vita una donna di 77 anni del Trevigiano. L'improvvisa sbandata all'altezza del Ponticello di fronte all'ingrosso di bibite dal CIN, l'auto che invade la corsia opposta proprio nell'istante in cui sopraggiunge un tir. L'impatto, la vettura che carambola contro il guardrail e finisce nel fossato. Ha perso la vita così questa mattina verso le 9 a Jesolo, in via Roma Sinistra, una 77enne di Fontanelle, Maria Littoria Falchetto. Illeso il conducente del mezzo pesante che non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Non è chiaro se l'invasione di corsia sia stata causata da una disattenzione o da un malore. Sull'asfalto segni di frenata non ce ne sono, l'impatto con il tir è stato violentissimo e malgrado l'auto della pensionata non fosse una piccola utilitaria ma un SUV, per lei non c'è stato scampo. A bordo, insieme alla 77enne, un cagnolino ritrovato ancora vivo. La donna fin da subito è risultata priva di sensi, i paramedici del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarla ma invano. Sarà la procura ora ad accertare eventuali responsabilità, anche se la dinamica del sinistro appare chiara. La 77enne, vedova da alcuni anni, abitava a Lutrano in via Costariol ed era attiva nell'associazione La Fonte. Lascia i figli che vivono in Francia e un fratello che abita a Ormelle. Una signora che conosco bene e è già stata approvata anche da altri nuclei familiari e veramente siamo rimasti un po' tutti sconvolti perché è una signora, una degna persona, una persona assieme con le associazioni che collabora e fa, molto attiva. La strada in cui è avvenuto l'incidente è rimasta bloccata fino all'1 per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, quindi nel pomeriggio il tratto in cui è avvenuto il sinistro è stato nuovamente chiuso per consentire l'accurata pulizia dell'asfalto.
E questa mattina alle 9 un altro grave incidente stradale a Mira in via Bastia a Dogaletto, dove una giovane donna è finita con l'auto in un fossato dopo aver perso il controllo della sua vettura. La squadra dei pompieri del locale di staccamento ha estratto la donna rimasta incastrata all'interno dell'auto. La donna è stata affidata alle cure del 118 per essere stabilizzata e portata all'ospedale. Gli interventi hanno richiesto circa un'ora. Ed ora la linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Adesso. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Assumo solo veneziani che vivono in centro storico. La decisione di un imprenditore fa discutere. Sentiamo. Con una laurea in tasca, per trovare lavoro è dovuto migrare negli Stati Uniti. Questa è la storia di un professore veneziano che dopo 30 anni di splendida carriera universitaria a stelle e strisce, ora come riscatto è tornato nella sua Venezia. Ha aperto un'attività e ha deciso di dare opportunità lavorative, ma soltanto e rigorosamente a veneziani del centro storico. Lui è Fabio Carrera, veneziano 55enne di Sant'Elena. Abbiamo questa impresa a Venezia che è appena nata, che ha come obiettivo creare altre imprese, cercando di tenere i giovani talenti veneziani a Venezia prima che emigrino da qualche altra parte come ho fatto io. E l'obiettivo è di creare 120 posti di lavoro in 5 anni. A Venezia centro storico? Tutti a Venezia in centro storico. Tra ambizione e conoscenza l'obiettivo è quello di realizzare una Silicon Lagoon made in Venice in ambito tecnologico, richiamando anche da fuori i veneziani costretti a trasferirsi per ragioni di lavoro. Sì, ne stiamo già attirando da fuori, diciamo, però sì, tutti e due, sia importazione di nuovi residenti sia ritenzione a tenere quelli che ci sono già. E adesso il programma di Capodanno tra Mestre e Venezia con i fuochi d'artificio in bacino, il concerto di Capodanno e i musei aperti. Sentiamo. Capodanno diffuso tra Mestre, Venezia e Lido, tra fuochi d'artificio, musica dal vivo e l'immancabile bagno in mare del nuovo anno dalla spiaggia del lungomare Marconi. Il 31 dicembre a Mestre tutti in piazza Ferretto con musica italiana. Madrina della serata Luisa Corra. Si stima una presenza di qualche decina di migliaia di persone. L'anno scorso abbiamo avuto circa 15.000 in terraferma e 60-70.000 in laguna, quindi abbiamo cercato con un lavoro di squadra importante di accontentare un po' tutti e far passare un Capodanno felice alle persone che vorranno venire nella nostra città e ai residenti. Saranno notti e giornate di grande incanto con musei aperti anche a Natale. Capodanno è il primo dell'anno e con il palinsesto natalizio della Fenice che con il concerto di Capodanno continuerà dal 3 al 10 gennaio con in scena la Traviata di Giuseppe Verdi, un'offerta culturale e ricreativa anche con piste di pattinaggio e luminarie di grande rispetto al pari dei suoi costi. Ammonta a circa 600.000 euro complessivamente su tutto il territorio della città di Venezia e che peraltro è coperto per più del 50% dagli sponsor a vario titolo, di vario tipo. Per quanto, se vogliamo enucleare il Capodanno, anzi i Capodanni, perché a Venezia noi facciamo più manifestazioni, Mestre, Venezia e anche il giorno dopo al Lido di Venezia, possiamo dire che il costo del budget è di circa 140.000 euro. Ed ora lo spazio dedicato ai presepi, torna anche quest'anno la rubrica dedicata alla rappresentazione delle vostre natività. Potete segnalare il vostro nome e cognome, numero di telefono e caratteristiche del presepe ai numeri che vedete in sovraimpressione, oppure inviare le immagini che voi realizzerete con il telefono cellulare, mi raccomando tenuto in orizzontale. Ma ora vediamo subito le immagini di un presepe realizzato da un nostro telespettatore, tutto all'uncinetto.
Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG 20:10 e poi alle 21:15 la Zanzega. In chiusura come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo. Una buona serata, il meteo. Tempo in prevalenza buono sulle nostre regioni, tuttavia con qualche fenomeno a carattere sparso. Scopriamo dove nel dettaglio del 14 dicembre. Sul Veneto il tempo sarà spesso nebbioso, specialmente sulla pianura, anche coperto sul veneziano, sul trevigiano e sul bellunese meridionale. Più sole invece sul versante veronese. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori notturni tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto su tutta la regione con precipitazioni generalmente deboli e comunque concentrate sul Goriziano e sul Triestino. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori notturni sui 4-5 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui invece sarà una bella giornata soleggiata con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, salvo locali e innocui addensamenti. Concludiamo con uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 2 e 9 gradi, valori notturni sotto zero a Bolzano, di poco sopra lo zero a Trento. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud-ovest localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.